Spirito, nei secoli dei secoli. Ecco l'atteso della nazione vicino, la casa del Signore sarà piena di gloria, alleluia. Quale gioia quando mi dissero: quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi Signore nostro Dio, che ne per te il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco l'atteso dalle nazioni è vicino, la casa del Signore sarà piena di gloria. Alleluia. Il Signore non tardare, libera il tuo popolo dai peccati. Dal profondo a te grido, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Mi consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore la misericordia, grande presso di Lui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Signore, non tardare, libera il tuo popolo dai peccati. È venuta la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio sulla terra. Cristo Gesù, per essendo di natura divina, Non considerò un tesoro geloso la tua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simili agli uomini. Apparse in forma umana, umiliòsi il stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È venuta la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio sulla terra. Che il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conservi irreprensibili per la venuta del Signore nostro Dio, il nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. La tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. O Emanuele, nostro Re, e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a noi a salvarci, o Signore nostro Dio. l'anima mia magnifica il Signore, E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, e ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Emanuele, nostro Re legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Innalziamo la comune preghiera a Cristo Salvatore, nato dalla Vergine Maria. Vieni, Signore Gesù. Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza. Fa che il mondo intero ti riconosca e ti accoglie. Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello. Libera l'umanità dalle oscure seduzioni del male. Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte. Fa che accettiamo nelle tue mani la sofferenza. Giudice divino, che dai la giusta ricompensa. Mostraci la misericordia che non conosci. Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce. Dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Fondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce,
guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Tantum ergo sacramentum veneremur Cernosti et antiquum documentum novo cedatritum Prescendidet supplementum sensum defectum Genitoque laudeum fillatio salus omos virtus Omne delectamentum in sia mente. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquis triboe quetum ita nos corporis et sanguinis sui sacra misteria venerari ut redemptionis tuae fructus in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Et vivificerebum, et beatum patrem in terra, et iussat in anima inimicos meus. Sia benedetto, benedetto esso santo nome, Benedetto Gesù Cristo, per
nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracleto, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, conia confermata et super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave verum, corpus natum de Maria Vergine, vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, est nobis pregustatum mortis in examine. O Jesús, dulcis, o Jesús, fiel, o Jesús, fili Mariae.
cerchiamo, stanco lo sguardo nell'oscurità, forte sarà la viva tua presenza, giorno per giorno ci rinnoverai. Resta con noi, Signore, si fa sera, lunga la strada per la tua città. Presto verrà il giorno che non muore, quando nel regno ci accoglierai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo la quarta domenica di Avvento e questa Santa Messa è celebrata in suffragio della defunta Yolanda. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Adesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio.
per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, parola di Dio. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco viene il Signore, Re della gloria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome. E tra queste siete anche chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria
generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo giunti all'ultima domenica dell'Avvento, la quarta domenica, e il Vangelo in questo anno, l'anno A, ci presenta il cosiddetto dubbio di San Giuseppe in seguito ai segni evidenti della maternità di Maria Santissima. Certo, non fu un dubbio riguardante la purezza e l'innocenza di Maria Santissima, ma fu un dubbio più che altro riguardante a ciò che Dio voleva da lui in quella situazione. Sono stati fatti diversi commenti a questo brano del Vangelo ed è molto bello il commento che ne fa San Bernardo da Chiaravalle, famoso santo e dottore della Chiesa. Ecco, questo santo spiega che, secondo lui, secondo la sua interpretazione, San Giuseppe in quel momento, quando vedeva evidenti i segni della maternità di Maria Santissima, fu preso da un senso di profonda umiltà, illuminato da Dio il pensare che forse era proprio lei, Maria Santissima, la sua sposa, colei che era scelta a divenire la madre del Messia. Infatti conosceva bene le scritture, sapeva che il profeta Isaia aveva predetto: la Vergine concepirà e partorirà un figlio. E quindi si sentiva profondamente indegno di vivere con il Messia e con la madre del Messia. Non si sentiva all'altezza di questo compito così grande, così importante. Ecco che decise di allontanarsi, ripudiarla in segreto, facendo ricadere su di lui tutte le colpe. Ecco che venne l'angelo del Signore in sogno e confermò Giuseppe, e quindi gli disse: non temere di prendere Maria con te Maria tua sposa, quindi confermando che ciò che nasceva in lei era opera dello Spirito Santo. E allora che, destatosi dal sonno, Giuseppe prese con sé la sua sposa. Ecco, per comprendere bene questo brano evangelico dobbiamo